La campagna veneta è un luogo ideale per la villeggiatura, quella villeggiatura così ben descritta da Carlo Goldoni nelle sue commedie. Era nel Settecento sfavillante di una Repubblica Veneta ormai in declino. Il teatro si divertiva a punzecchiare quella nobiltà decaduta e rammollita, mettendo in scena e quindi in bella mostra i vizi e i paradossi del sistema economico e sociale dell'epoca. Ben altri erano i tempi della civiltà della vita in villa nel Cinquecento, dove il palazzo di campagna, la villa, si distingueva per essere il centro di una vera e propria azienda agricola, vitale e produttiva, dove il nobile veneziano controllava d'estate le messi e i raccolti, vigilava sul lavoro dei campi, sugli operai, braccianti e si divertiva, il giusto. Arte, intrattenimento, musica, gioco di carte e conversazioni galanti erano un diversivo lecito al duro lavoro di amministrazione e di conduzione dell'azienda produttiva. Ma veniamo ai tempi più recenti, dove il divertimento estivo in campagna, nelle corti e nelle piazze era fatto di passatempi semplici, genuini. Il popolo lo chiamava il filò, tra danze popolari e quelle occasioni di incontro serale che non dovevano urtare contro la morale imperante. Oggi quel passato è preso a prestito per mescolare contenuti e modalità di divertimento e di passatempo estivo. Il credito cooperativo fa anche questo. Qual è lo spirito di questa iniziativa di Banca Coleogani Appuntamenti in Corte? Il territorio di competenza della banca è un territorio molto vasto che oggi persiste su circa 97-100 comuni. Siccome abbiamo a cuore quelle che sono le tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre particolarità, perché partiamo dalla provincia di Ferrara, arriviamo fino a Chioggia e oggi ci spostiamo su una estesa area del Padovano, abbiamo voluto gratificare le comunità ricordando momenti e portando all'attenzione delle comunità quelle che sono le tradizioni non solo di carattere culturale ma anche nel piccolo o nel poco di carattere enogastronomico. Con le amministrazioni comunali abbiamo trovato una forma di accordo per cui l'amministrazione comunale e la banca propongono alla cittadinanza questo tipo di proposta di carattere ricreativo, richiamando i momenti delle corti che una volta erano i punti e i momenti di aggregazione. Un crogiolo di tradizioni, di miti, di suggestioni storiche e dell'ambientazione, quello che si rivive oggi nelle vecchie corti, nei giardini di ville o di aziende agricole private, in piazze e piazzette che riescono a far sognare. Questo per dare anche il giusto riconoscimento a quelle famiglie che hanno deciso di investire nel recupero delle vecchie corti rurali. Valorizzarle per mettere a disposizione anche delle comunità del territorio vuol dire anche dividere la soddisfazione di esserne i proprietari, vuol dire anche avere la soddisfazione di vivere in un contesto e in un ambiente in cui il valore del nostro passato non è stato dimenticato.